Contenere piuttosto che disperdere, ottimizzare invece di trascurare. Alessandra Moretti, candidata per il Partito Democratico alle elezioni regionali di fine maggio, ha snocciolato i punti salienti del suo programma, che dedica particolare attenzione ai temi dell'ambiente in un Veneto troppo fragile dal punto di vista idrogeologico. Manutenzione e sicurezza significano garantire a questo patrimonio straordinario che è il Veneto e ai nostri cittadini di non morire più d'acqua. E quindi noi metteremo e realizzeremo un piano straordinario per la messa in sicurezza del nostro territorio, realizzeremo nei 5 anni tutte le opere idrauliche definite urgenti a partire dai bacini di laminazione e dall'idrovia. Il piano prevede anche stop alla cementificazione diffusa. Il Veneto è la regione dopo la Lombardia più cementificata d'Italia. Noi avvieremo il piano delle 3R, che significherà riqualificare, rigenerare e ricostruire, e lo faremo insieme all'ANCE, insieme alle categorie economiche, sociali e sindacali, insieme agli ordini professionali che da tanto tempo stanno chiedendo alla Regione Veneto un cambio di passo.